Io vedo invece che ci sia una ottusità da parte, per esempio, di alcune scelte sulle infrastrutture, faccio un esempio, e sono delle scelte ormai vetuste, mi rimandano agli anni '80, cosa che invece ormai avremmo dovuto fare dei grandi passi avanti. Non so cosa faccia riferimento esattamente, ma lo posso presumere, però devo dire questo, noi abbiamo, posso pensare alla Cimpello Sequas Gemona, posso pensare a questa strada di collegamento per noi essenziale. C'è da dire che questa regione ha bisogno di essere meglio collegata rispetto al passato e c'è da dire che siamo in una situazione per cui se noi abbiamo modo di approfondire, far accettare i tracciati dalle comunità e quindi senza imposizioni assurde, ma con il consenso e senza assolutamente, perché sono la prima a dirlo, andare a rovinare patrimoni naturalistici importanti che ci sono in questa regione, penso a tutta la zona del Tagliamento e sappiamo a cosa faccio riferimento, beh, noi lavoriamo in questo senso. Per quello che riguarda la Cimpello Sequas Gemona, ovviamente l'assessore sa benissimo che non la penso alla stessa maniera e che tutte le giunte precedenti, da 30 anni a questa parte, se ne è parlato e non l'ha fatta Riccardi, non l'ha fatta Sonego, non l'ha fatta Pizzimenti, non l'ha fatta nessuno, perché evidentemente è un nodo cruciale. Zona industriale come quella, mi perdoni, di Udine Nord e quindi del COSEF, piuttosto che quella a nord di Udine, che è quella di Osoppo, Gemona, dove abbiamo importanti imprese che danno da lavorare a tantissime persone da tutta la regione, come pure ancora la zona più a nord, parlo del Carni Industrial Park e le altre, che 30 anni fa non avevano lo sviluppo che hanno oggi.